È una TAC del XXI secolo quella inaugurata al San Bassiano. La tomografia assiale computerizzata praticamente acquisisce i suoi dati lavorando a strati che ricostruiscono un'indagine molto completa del corpo umano. La TAC classica lavora con 64 strati, questa li raddoppia, ben 128. Significa che è velocissima nell'acquisire i dati. Un bambino piccolo, infatti, non dovrà essere più sedato perché in 6 decimi di secondo la TAC è eseguita, solo il tempo di dirgli ciao e il fastidio è finito. Oltretutto il suo accesso è molto più ampio, quindi nessun paziente avrà più senso di soffocamento. Esatto, diversi aspetti. Allora, innanzitutto appunto aiuta i pazienti claustrofobici, poi grazie alla sua rapidità permette sia all'acquisizione delle immagini con grosso vantaggio nei bambini che anche nei pazienti traumatizzati e nei pazienti che richiedono una rapida esecuzione. Questa nuova apparecchiatura è pensata per i pazienti ricoverati e anche per le emergenze del pronto soccorso. Nel 2018 a Bassano erano state effettuate 18.743 TAC, che sono destinate quindi ad aumentare.